Questa mattina una delegazione chiogiotta dell'Associazione Italiana per la lotta alla leucemia, con la referente Cristina Bullo, si è recata all'ospedale di Chioggia, dove ha consegnato circa un centinaio di uova pasquali verso la ricorrenza sacra della prossima domenica. Ad accogliere i volontari dell'AIL sono stati tra gli altri il direttore del nosocomio, dottor Tiziano Martello, e il coordinatore infermieristico Graziano Segantin. L'iniziativa vuole essere un omaggio alla grande personalità che in questi giorni di emergenza stanno dimostrando i medici, gli infermieri e gli operatori sanitari dell'ospedale di Chioggia. Sono 29 gli ospiti della casa di riposo di Sottomarina a essere stati riscontrati positivi al Covid-19 e 20 gli operatori ugualmente positivi all'esito dei tamponi, ancora non definitivo. I dati sono stati forniti dal presidente del Centro Servizi per gli Anziani, Andrea Giovanni Zennaro, che sta lavorando in sinergia con il comune di Chioggia e Lustre e Serenissima per affrontare la situazione. I tamponi sono stati somministrati a 298 persone. 175 ospiti, 29 positivi, 143 negativi e 3 in attesa del referto e 123 operatori, 20 positivi, 93 negativi e 10 in attesa del referto. Gli ospiti positivi, spiega Zennaro, non sono a contatto con quelli negativi e il personale della struttura sta aggiornando telefonicamente tutti i familiari per informarli e rispondere a eventuali quesiti specifici. Sono in arrivo sia altri dispositivi di protezione individuale, come da richiesta avanzata all'ULS-3, sia personale sanitario in appoggio. È di ieri l'inserzione nel sito dell'istituto per la ricerca urgente di operatori di assistenza ed infermieri, da inserire a tempo determinato nei vari reparti delle strutture per anziani. Tengo a sottolineare, continua Andrea Zennaro, che l'assistenza agli ospiti viene garantita a 360 gradi, mirando ad assicurare la normalità delle attività quotidiane anche in questi tempi di emergenza. Dal canto suo il sindaco Alessandro Ferro conferma di essersi attivato immediatamente, già lo scorso fine settimana, allo scopo di richiedere misure di emergenza nelle residenze per anziani da parte della Regione Veneto e dell'ULS-3. Ringrazio la Domus Clugia e l'associazione albergatori di Sottomarina, dice il primo cittadino, nella persona del presidente Giuliano Boscolo, perché da oggi si faranno carico del pernottamento di 9 operatori per una settimana. Sono persone che, anche se risultate negative all'esito dei tamponi, hanno chiesto un alloggio alternativo dal momento che preferiscono per ora non fare rientro a casa. La città si dimostra ancora una volta pronta a fare rete nel momento del bisogno. Mi unisco al presidente Zennaro, conclude il sindaco, nel ringraziare sentitamente tutto il personale del Centro Servizi per gli Anziani di Chioggia per l'impegno nel fronteggiare questi difficili giorni di emergenza. La solidarietà verso l'istituto è stata dimostrata nella giornata odierna anche dall'ingegner Achille Cester, titolare dello studio VAI, che si occupa proprio di sicurezza nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, il quale ha donato agli operatori dell'IPAB uno stock di mascherine efficaci, con la speranza di ripetere tale donazione anche nelle prossime settimane. I volontari dell'Associazione Nazionale Carabinieri, invece, hanno coadiuvato il nuovo assetto interno delle residenze, allestendo letti e materassi per 12 operatori in un nuovo spazio di autoisolamento interno in via del Boschetto. Nella serata di domenica 5 aprile all'ospedale di Dolo è stata purtroppo registrata la 17ª vittima chioggiotta del coronavirus. Si tratta della signora Laura Bissacco, di 87 anni, che era residente in una casa di riposo del territorio. Salgono a 150 i positivi in città dall'inizio dell'epidemia, mentre si confermano 391 le persone sottoposte a isolamento domiciliare in quanto contatti di questi positivi. A Dolo sono ricoverati 101 pazienti Covid-19, tra cui 11 in terapia intensiva. Ieri intanto Alessandro Boscolo, titolare dell'impresa Vita Facile con sede a Valli di Chioggia, che si occupa della vendita di attrezzature specifiche per il benessere, la degenza e la mobilità di anziani e disabili, ha donato alla Protezione Civile 1000 guanti in nitrile, più confezioni di gel antisettico e sapone chirurgico. A proposito dei dispositivi di protezione individuale, dalla scorsa mezzanotte è in vigore nella Regione Veneto una nuova ordinanza del presidente della Giunta Luca Zaia, la quale impone l'utilizzo di guanti e mascherine per chi viaggia nei mezzi pubblici, autobus, tram, treni e vaporetti.
Ha invece valenza nazionale l'accordo tra le Poste Italiane e i Carabinieri, destinato alla riscossione in contanti e alla consegna a domicilio della pensione mensile alle persone con più di 75 anni di età per tutta la durata dell'emergenza. I militari dell'Arma abbisognano di un'apposita delega scritta dal beneficiario, rilasciata alle poste. Per ogni informazione i pensionati possono contattare il numero verde 800 55 66 70. Primo giorno di conferimento al mercato per il radicchio nuovo di Chioggia, questa mattina nella struttura ortofrutticola di Brondolo. C'erano timori per il fixing delle quotazioni dovuti all'incertezza della quantità che andrà effettivamente venduta, ma stamane i primi 80 quintali di prodotto sono stati trattati a 67 centesimi il chilogrammo a scelta e poi a 60 la rimanenza. Una quantità ancora minima per valutare gli effetti dell'emergenza da Covid-19, mentre ben più rilevante sarà il responso che attende gli operatori del settore tra la fine di questa settimana e poi la prossima, quando saranno immessi sul mercato oltre 1000 quintali di prodotto. Tra coloro che attendono gli sviluppi c'è anche Giuseppe Boscolo Palo, il presidente del Consorzio di tutela del radicchio di Chioggia IGP e amministratore di Chioggia Ortomercato del Veneto. Anche gli anni scorsi era iniziata così, ricorda il presidente, ma l'influenza dello status quo sarà riscontrabile appunto più avanti. I frigoriferi delle imprese sono colmi, se il prodotto sarà sufficiente alle esigenze del commercio non si deprezzerà, viceversa, se sarà in eccesso rispetto alla domanda, i prezzi caleranno drasticamente e non sarà conveniente vendere il radicchio a 10 o 20 centesimi il chilogrammo per risollevarsi. Boscolo ha avuto ieri un colloquio anche con il direttore della Coldiretti veneziana, anch'egli preoccupato di una contrazione delle vendite. Serve una cabina di regia tra istituzioni, mercato e associazioni dei produttori, conclude Giuseppe Boscolo Palo, perché i fondi erogati anche ieri dal governo sono solo in prestito, ma al settore non servono prestiti. Il governo ha stanziato 104 milioni di euro per il comune di Venezia per i danni dell'acqua alta dello scorso novembre. Il presidente Conte si è recato immediatamente a Venezia e nei territori allagati per vedere con i suoi occhi la tragedia di queste persone. Io stessa il 15 novembre con il ministro ai rapporti con il Parlamento Federico D'Incà siamo stati a Venezia, a Chioggia e in altri territori colpiti. Adesso aspettiamo gli ulteriori 44 milioni di euro che sicuramente arriveranno come promesso. Il governo ha mantenuto una promessa fatta ai cittadini e nonostante i tempi che corrono con il coronavirus ha fatto arrivare questi milioni di euro subito per i cittadini, sempre al loro fianco.